I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio della Lombardia. La conta dei danni dopo la giornata di vento con raffiche oltre i 100 km/h nel milanese, 4 le persone ferite, danneggiate alcune scuole, chiuso l'hub vaccinale di Trenno. Da venerdì via le mascherine all'aperto, in continuo miglioramento i dati sui contagi, tasso di positività sotto il 7%, nuove regole per le quarantene ai nidi e alle materne. Altri 2 minorenni arrestati per le violenze in Piazza Duomo a Capodanno, vertice sulla sicurezza con il ministro Lamorgese che annuncia più agenti e telecamere di sorveglianza. Martedì 8 febbraio, San Girolamo, buongiorno da Enrico Rotondi, in studio per la prima edizione del Gazzettino Padano, giornale Radio Rai della Lombardia. In regia per la parte tecnica c'è Giulio Grassia. La situazione della viabilità sulle strade lombarde da Radio Traffic, Mita Fermi. Grazie della linea, una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Il traffico è intenso, si verificano code sulla 4 Milano-Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino, sulla Milano-Meda tra Bovisio Masciago e Cormano verso Milano e in aumento sulle tangenziali milanesi con code sulla Est tra Cologna Monzese e Cascina Gobba verso Bologna. Con questo è tutto, linea allo studio. E ora le previsioni meteo dal Centro Geofisico Prealpino di Varese, Paolo Valisa. I forti venti settentrionali di ieri riportano l'alta pressione dell'Atlantico sulla regione alpina e quindi bel tempo invernale fino a giovedì. Venerdì una debole perturbazione da nord-ovest porterà solo temporaneamente passaggi nuvolosi. Le previsioni per oggi: ben soleggiato e limpido, le temperature minime tra meno 3 e 2 gradi a 1200 metri più 4 con inversione termica, le massime tra 11 e 14 gradi, ancora al di sopra delle medie stagionali. Sulle Alpi lo zero termico verso i 2800 metri con venti deboli da nord-ovest. Domani mercoledì tempo simile, ben soleggiato con brinate all'alba, ma mite in giornata e soprattutto in montagna, zero termico a 3500 metri. Le massime in pianura tra 9 e 13 gradi. In serata probabile formazione di nebbie sulla bassa pianura. Giovedì soleggiato su Alpi e Prealpi, ma cieli probabilmente grigi sotto nebbie o nubi basse sulla pianura padana, dove sarà anche più freddo. In montagna invece le temperature saranno sempre miti con zero termico attorno ai 3000 metri. A tutti auguriamo ancora una buona giornata. Il Gazzettino Padano. La conta dei danni dopo il forte vento che ieri si è abbattuto con raffiche oltre i 100 km/h in diverse zone della Lombardia, 4 le persone rimaste ferite. Il vento e la siccità hanno alimentato anche un incendio a Malnate nel Varesotto. Le fiamme hanno raggiunto il sito storico di Monte Morone, in corso le attività di bonifica. I vigili del fuoco di Varese hanno presidiato per tutta la notte le zone abitate. Alberi abbattuti e precipitati sulle auto in sosta, in un caso addirittura su un autobus. La copertura della stazione centrale divelta in più punti. Il castello Sforzesco, dove sono volate via alcune tegole, chiuso ai turisti. Il vento ieri mattina ha spazzato Milano con raffiche fino a 100 km all'ora. In città fortunatamente si segnalano molti danni alle cose, ma nessuno alle persone. Nell'Interland è andata peggio. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un albero divelto a Rho. A Cornaredo un operaio è caduto da un ponteggio. Un agricoltore impegnato in lavori di potatura a Settala ha riportato una frattura di un piede oltre a un trauma cranico e al volto. Ferite meno gravi per una donna colpita da una lastra staccatasi da un tetto a Cesano Boscone. A Segrate scoperchiata la scuola materna. Per fortuna nessuno si è fatto male. Il vento ha danneggiato anche diversi hub vaccinali. Quello di Trenno, periferia nord-ovest di Milano, resterà chiuso oggi e domani. A Soncino, in provincia di Cremona, c'è stata una tromba d'aria, una giornata di super lavoro ovunque per i vigili del fuoco. Giorgio Moro, TGR Lombardia. Lasciamo la pagina del maltempo per fare il punto sulla pandemia. Cala ancora la percentuale di positivi, che è scesa sotto il 7% e da venerdì si potrà non portare più la mascherina all'aperto.
Via le mascherine all'aperto, da venerdì non ci sarà più l'obbligo di coprire naso e bocca, lo annuncia il sottosegretario alla salute Costa, che spiega è un segno di speranza per tutti gli italiani. Sono i primi passi verso la fine della stretta anti-Covid. Il 31 marzo scadrà lo stato d'emergenza, rinnovato di volta in volta dall'inizio della pandemia. Non dovrebbero esserci ulteriori proroghe. Cambiamenti concreti dovuti al calo dei contagi. In Lombardia nell'ultimo bollettino il tasso di positività scende sotto il 7%, poco più di 3.000 i nuovi casi, un terzo nel milanese. In calo i ricoverati sia nelle terapie intensive che nei reparti ordinari, ancora 70 i decessi. Il nuovo percorso verso la normalità passa anche dalla scuola. Da ieri i nidi e le materne chiudono solo al quinto caso, 3.500 i bambini milanesi ritornati a scuola. Sentiamo alcuni genitori al microfono di Alessandra Farina. Con 3 bambini è veramente duro, altrimenti. Finalmente sono cambiate le regole, si sono adeguati. Adesso finalmente andranno un po' più a scuola e anche noi riusciamo a gestirci meglio. Maria Itri, TGR Lombardia. Torniamo alla cronaca, ci sono altri 2 arresti per le violenze in piazza Duomo la notte di Capodanno. Si tratta di 2 minorenni di origini egiziane, sono in tutto una ventina i giovani identificati e denunciati. Salgono a 4 gli arresti per le ragazze abusate sessualmente in piazza Duomo a Capodanno, dopo essere state circondate da un muro di uomini, come hanno raccontato ai magistrati le 2 giovani tedesche che hanno riconosciuto alcuni degli aggressori. I 2 arrestati su ordinanza sono minorenni egiziani di 16 e 17 anni residenti in periferia. Un video mostra gli attimi in cui le 2 ragazze si abbracciano per proteggersi dalle violenze. Il 16enne finito in manetto in particolare è accusato di aver partecipato anche alle aggressioni contro 2 ragazze italiane spogliate e toccate e di aver compiuto successivamente una rapina in via Torino. Si sono mossi con le modalità tipiche del branco, scrive il giudice del Tribunale dei Minori, e non hanno desistito nemmeno di fronte all'evidente sofferenza patita dalle ragazze. Nelle scorse settimane erano stati arrestati un egiziano 18enne di Milano e un 21enne di Torino di origine marocchina. Sono una decina in tutto le ragazze che hanno denunciato, quasi 20 gli indagati, tutti individuati grazie a testimonianze e filmati e alla tecnologia del riconoscimento facciale. Roberto Rotondo, TGR Lombardia. E anche delle violenze di Capodanno si è discusso nel vertice sull'ordine pubblico in prefettura, alla presenza del ministro dell'Interno Lamorgese, che ha annunciato l'arrivo a Milano di nuovi agenti. La sicurezza è una partita che si gioca su diversi livelli, c'è un malessere fra i più giovani che non va sottovalutato. Il ministro Luciano Lamorgese ieri a Milano, dopo i fatti di Capodanno in piazza Duomo, gravissimi, dice al Comitato di Sicurezza e Ordine Pubblico, e parla anche degli scontri con gli studenti. Il 28 gennaio c'è stato un cortocircuito, va disinnescato, prevenzione e repressione. Annuncia a Milano organici rinforzati di polizia, carabinieri, guardia di finanza già dall'estate e più telecamere. Sono 255 uomini in più, la videosorveglianza, le circa 1500 videosorveglianze che ci sono, fino ad arrivare il programma a 5000. Il sindaco Sala si dice rinfrancato. Il fatto di poter contare su 250 persone in più già da giugno è già cosa buona. Niente di più di un contentino invece per le opposizioni di centrodestra in comune, ricevute da Luciana Lamorgese subito dopo un lungo colloquio con il presidente della regione Fontana. Donatella Negri, TGR Lombardia. Ingresso in azienda impedito e ripetute minacce a 2 ispettrici del lavoro. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi durante un controllo presso una società di vigilanza dell'Interland milanese. L'ispettorato del lavoro presenterà una denuncia per l'intimidazione. Solidarietà alle ispettrici è arrivata dalla CGIL, che segnala l'aumento delle aggressioni ai lavoratori dei servizi pubblici. E ora spazio alla rassegna stampa, che oggi è stata curata da Valentina Pizzotti. Il vento di ieri su tutte le pagine nazionali e locali, dal Corriere della Sera, raffiche fino a 110 km/h su Milano, 4 feriti, danni al castello, i vigili del fuoco, emergenza più impegnativa dei nubifragi, dalla Repubblica 100 alberi caduti, crolli e la conta dei danni. E le cronache riferiscono di 4 feriti a causa delle raffiche, ma il Giorno parla di mistero per uno di loro, Cornaredo, ferito abbandonato in cantiere, 20enne con gravi traumi alla testa e sconosciuto agli operai. Per i carabinieri improbabile che si sia trattato di infortunio.
infortunio. Dalla provincia di Como, furia del vento, incendi nei boschi a Sighignola, Solbiate, Olgiate. Anche online su Varese News, vigili del fuoco al lavoro per un grosso incendio al Parco delle Groane. Il rogo è partito tra Misinto, Cogliate e Lazzate ed è visibile a chilometri di distanza. Dal cittadino a Lodi, sfiorata la tragedia, crollato un albero di grandi dimensioni su auto parcheggiate. La Prealpina, via Le Lamiere dal Palaghiaccio a Busto, scuola chiusa a Laveno. E ora per la provincia di Lecco sentiamo Vittorio Colombo. Lecco e il suo territorio si confermano tra i posti preferiti per i giovani e giovanissimi rapper che vogliono girare in maniera più o meno illegale i loro video. Dopo i casi clamorosi di Baby Gang e di Escomar che avevano utilizzato location del territorio lecchese per i loro video poi finiti su YouTube, l'altro giorno i carabinieri sono intervenuti 2 volte nella zona delle case popolari di Calolzio Corte, dove c'erano assembramenti di giovani stranieri o italiani di seconda generazione che stavano evidentemente girando alcune scene di un video rap. L'intervento delle forze dell'ordine ha messo fine a questa situazione che più che altro crea un problema di assembramenti in questo periodo di pandemia. Grazie a Vittorio Colombo della provincia di Lecco. Dal giorno Bergamo, malore a scuola, morto a 17 anni, il PM indaga, 90 medici e infermieri. Il ragazzo è svenuto durante l'ora di educazione fisica. Sulla provincia pavese ancora il giallo Gigi Bici, perizie su pistola e proiettili trovati a Casa Pasetti. A Milano occupato il liceo Carducci. Su Repubblica il divertente racconto di Claudia De Lillo, madre di alcuni degli studenti in protesta. Sull'Eco di Bergamo, allarme siccità, crollano i livelli dei fiumi e del lago, diga del Barbellino, poca scorta d'acqua per l'estate. Dal Corriere della Sera, pagine lombarde, la ferrovia dimenticata, raccolta firme per riattivare la Valmorea, la linea fantasma che da Castellanza portava in Canton Ticino. Cambiamo pagina, l'economia. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, borse, Milano in calo e spread a 160, l'industria resta a secco di componenti. Per finire lo sport, dalla provincia di Sondrio, Arianna Fontana da 10 e lode, un oro olimpico per la leggenda nei 500 metri di short track. E dalla Gazzetta dello Sport, stasera alle 21:15 di Coppa Italia, Inter-Roma, San Siro, Mourinho con la Roma. Il Gazzettino Padano torna come sempre alle 12:10. Per tutti gli aggiornamenti potete consultare il nostro sito internet Rai TGR Lombardia. Grazie a tutti per l'attenzione e a tutti l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Lombardia.